Al guidatore del cavallo vincitore viene consegnato un trofeo offerto dal Club Gentleman Emilia Romagna. Nicola Del Rosso e Zagor MTT vengono a vincere l'edizione 2022 del Gentleman for Life. Nicola, ti do subito a te la parola. Beh, è sicuramente una corsa molto aperta, tu chance le avevi, però ovviamente ti chiedo un commento di questa bella affermazione e anche due parole sul trofeo, perché ancora una volta i gentleman sono scesi in pista per la solidarietà. Sì, anche qui a Bologna, come da altre parti, da noi c'è stato il Meyer l'altra settimana e quindi cerchiamo sempre di dare un aiuto nel nostro picco, che è importante. Per il resto la corsa è venuta benissimo, si può vedere, è stato annunciato in grande ordine il cavallo, infatti era in ordine, il problema era il numero che invece alla fine si è dimostrato un numero favorevole. Bene, io ti ringrazio, complimenti ovviamente per questa vittoria. Cedo subito adesso la parola a Michele Canali, vicepresidente di Ippogruppo Cesenate. Commentiamo quest'annata perché appunto questo era il quarto anno del Gentleman for Life e quest'anno, come detto, il progetto, insomma, sostenevate i progetti del AIA Sport. Sì, quest'anno è stato il quarto anno, è stata una lunga corsa da gennaio fino ad oggi dove c'è stata la finale e quest'anno abbiamo fatto questo sodalizio con l'associazione AIA Sport, è stato uno scambio anche per rendersi conto delle nostre realtà e delle loro realtà. Noi siamo andati a vedere un concorso da loro e la presidentessa Bessi è venuta qui, Benni è venuta qui diverse volte. Credo che sia questo il modo di costruire della solidarietà per far conoscere il nostro sport, ma soprattutto per far conoscere alla gente il cavallo, che è un animale meraviglioso. Questa è la cosa più importante. Bene, ringrazio Michele Canali, ricordo vicepresidente di Ippogruppo Cesenate. Due parole nuovamente chiedo a Isabella Benni, presidente di AIA Sport. Oggi abbiamo avuto modo di presentare tutti i vostri progetti. Due parole a conclusione di questa giornata e poi dopo passeremo alla premiazione perché c'è un omaggio da parte di Ippogruppo. Sì, grazie, è stata un'esperienza bellissima. Quest'anno qui in ippodromo sono riuscita a venire parecchie volte e devo dire che, come ha detto Michele Canali, il cavallo riesce a unire realtà completamente diverse in apparenza, ma l'amore per questo animale, quello che questo animale riesce a darci, credo che ci unisca tutti. Nella solidarietà siete stati veramente favolosi e vi auguro di riuscire sempre così, insomma, sono progetti molto, molto belli e molto validi e grazie alla generosità dei gentleman, appunto. Grazie. Bene, ringrazio Isabella Benni, adesso procederei appunto con la premiazione ufficiale da parte di Ippogruppo, quindi Michele Canali consegna a Isabella Benni un omaggio da parte di Ippogruppo Cesenate. Dalla pista per oggi è tutto. Ha vinto Nicola Del Rosso con Zagor MTT che aveva il 6, qui c'è il 6. Benissimo, quindi è tutto andato, tutto bene. Con questa immagine concludiamo questa bella giornata di sport e solidarietà dall'Ippodromo di Bologna.